Ciao amici di Strano Amore Siciliano, siamo sempre nella rubrica dei cuori solitari e oggi voglio presentare a Francesco. Francesco cerca la sua anima gemella, ma vediamo un po', conosciamo di più Francesco. Francesco, quanti anni c'hai? Io ce n'ho 25. Lavori? Sì, Che lavoro fai? il muratore. Dove? A Palermo? Sì, sì. E Via come... Libertà. Via Libertà? Sì. Ascolta, come dovrebbe essere questa ragazza che cerchi? La donna ideale? Io la cerco alta. Un po'. Alta quanto? 1,70. La cerchi bionda, bruna? O bionda o bruna, ugualmente. Uguale. Quanti anni dovrebbe avere? Su peggio la mia età, 23-25. Esatto. Dovrebbe avere qualcosa in particolare? Qualcosa che ti piace, non so, occhi, bocca, naso? Su peggio il seno. Il seno, cioè dovrebbe essere bella prosperosa. Giustamente, ognuno ha amici, i suoi gusti. Va bene, e tu sei alto quanto? 1,70. 1,70. Hai gli occhi, mi pare, castani e i capelli castani sul biondo tipo. C'hai un fisico abbastanza magro, quanto pesi? 65. 65 kg, quindi sei anche leggero, diciamo. Ok, dimmi Francesco, quali sono i tuoi hobby? Come passi la giornata? I miei hobby ce l'ho la domenica. Passo la giornata al mare o d'inverno in campagna, in montagna. Sei stato mai fidanzato? Sì, Quante volte? sono stato 3 volte fidanzato, però non è andato. Non è andata a buon fine, diciamo. Secondo te che cos'è importante in un rapporto sentimentale per andare avanti? Un rapporto sentimentale volessi bene di più e amarsi, perché se non c'è quello non c'è niente. Certo, a te piace la gelosia? La gelosia no, però se bisogna camminare sempre avanti. Certo. È giusto. Hai mai fatto una dichiarazione d'amore? No, Mai. no. Se dovessi farne una, la faresti, diciamo, in un modo romantico o trasgressivo? Per me è romantico. Romantico. Sei più per il romanticismo praticamente. Va bene. Amici, abbiamo conosciuto Francesco. Se c'è qualche ragazza interessata a lui può chiamare la nostra redazione. Noi siamo sempre a Marsala, in corso Galatrafimi, al numero 22 e i nostri numeri sono 0923 71 1120 oppure al 348 03 82 850 per chi fosse interessato a Francesco. Ciao da Alberto, ciao da Francesco. e ciao a tutti, a dopo.